tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati soprattutto alla rubrica La partita della settimana. Questa settimana c'è Roma-Parma e sinceramente io appena ho letto che c'era Roma-Parma, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata il Roma-Parma del 17 giugno del 2001, ovvero la partita che ha consegnato aritmeticamente alla Roma il terzo e finora ultimo scudetto della sua storia. Insomma, adesso vi faccio vedere che cosa ho portato qui, che è ovviamente il film della partita. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, se state guardando il video qui sotto iscrivetevi, tanto è sempre gratis. Seguite anche i social, il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, il Popolo del Calcio che è il blog dove ci sono tante storie, gli approfondimenti sul fantacalcio, sulle maglie e sulla Serie A attuale. Dunque parliamo di Roma-Parma del 17 giugno 2001, ultima giornata di campionato. Ecco qui, questo è il film della partita, questo è lo straordinario pubblico dello stadio olimpico. Io adesso vi racconto anche qualche aneddoto di quel giorno, perché io insomma ricordo molto bene l'andamento di quel campionato, anche perché avevo comunque quasi 18 anni, quindi vivendo poi a Roma, vi lascio immaginare i miei compagni di scuola e i miei amici tifosi della Roma che vissero con trepidazione tutto quel campionato, che la Roma passò letteralmente sempre in testa alla classifica. La Roma di Capello che aveva voluto degli acquisti precisi come Emerson, che poi si fece male in estate, rientrò solamente dopo qualche mese, come Samuel in difesa e come Gabriel Batistuta, che dopo gli anni di Firenze andò a Roma finalmente per vincere qualcosa, e ci riuscì al primo tentativo a 32 anni. La Roma arriva a quel Roma-Parma con un po' di fiatone, con lo scontro diretto in casa della Juventus agguantato, col pareggio agguantato nel finale, con i gol di Nakata e di Montella proprio al 90°. Alla penultima giornata a Napoli, vincendo, avrebbe potuto vincere aritmeticamente il campionato, invece la partita finisce 2-2. C'è poi la sosta tra la penultima e l'ultima giornata, quindi diventa anche un'attesa snervante quella dei tifosi della Roma. Mi ricordo che ci fu questo appello credo di molte radio, di molte televisioni, di portare allo stadio, chiunque fosse andato allo stadio, di portare 2 bandiere. Mi ricordo questa cosa: avete 2 mani, portate 2 bandiere, e quindi c'erano oltre 100.000 bandiere della Roma in uno stadio olimpico ovviamente gremito. Molti scaramanticamente hanno un po' paura di quella partita, è l'ultima giornata, la Roma deve vincere, il Parma è già sicuro della qualificazione alla Coppa dei Campioni. Il Parma è già quarto in classifica a 56 punti, vedo qui dalla classifica. Prova a dare un po' battaglia, perché ci sono degli ex laziali nel Parma, c'è Sergio Conceição, c'è Almeida che litigherà anche un po' in campo durante i primi minuti di gioco, c'è Marco Di Vaio che ha segnato tanti gol quell'anno con il Parma e che è nato a Roma, tifoso della Lazio, cresciuto nella Lazio. Provano ad alimentare un po' la partita nel corso della settimana, anche a dire alle rivali della Roma, alla Juventus e alla Lazio, che non lasceranno vincere la Roma facilmente. La Roma quel giorno è troppo motivata per lasciarsi sfuggire lo scudetto. Segnano Totti e Montella nel primo tempo, partita molto indirizzata già all'inizio. Segna Batistuta nel finale, il 3-0. C'è una mini invasione di campo con tantissimi tifosi a bordo campo, si riprende, segna il Parma con Di Vaio, e poi questa invasione diventa ancora più massiccia e Capello si imbestialisce, ce l'ha con tutti, perché ha paura che la partita possa venire sospesa e addirittura fatta perdere a tavolino ai giallorossi. Ce l'ha con i tifosi, e c'è un labiale di Capello che lì che si capisce benissimo che gli dice dilettanti,
lui è abituato probabilmente magari all'ambiente del Milan o della Juventus da calciatore, non riesce a capire perché i tifosi non riescano ad aspettare la fine della partita per festeggiare, ma debbano entrare in campo. Tra l'altro vennero sradicate le reti delle porte, la gente si portò via le zolle del campo per avere una sorta di cimelio della partita scudetto, giocatori ridotti in mutande. E Capello ce l'ha con i tifosi della Roma, ce l'ha un po' anche con la polizia che è lì allo stadio, pretende quasi che 100-200 poliziotti riescano a arginare le migliaia di tifosi che sono entrati in campo. L'arbitro Braschi, molto saggio, prova a far riprendere la partita per qualche minuto con i tifosi a bordo campo e con i giocatori ridotti in mutande con le maglie messe al contrario. Alla fine fischia giustamente la partita, tanto mancavano 1 o 2 minuti e non ci sarebbe stato comunque null'altro da dire in quella partita. La Roma vince col brivido, vince lo scudetto, il terzo scudetto della sua storia. Qui addirittura c'è Carlo Verdone che esulta in tribuna. C'è un po' la fiera dei VIP, in quell'anno ci sarà poi la festa al Circo Massimo della Roma, il famoso spogliarello di Sabrina Ferilli, che tra l'altro deluse qualche maschietto che voleva vederla in nudo integrale. Lei si presentò invece solamente in bikini. Io non ho mai capito, pensavano che la Ferilli andasse a fare, non so, una sfilata pornografica in diretta televisiva al Circo Massimo e farsi arrestare. È chiaro che non avrebbe fatto nulla di più di quello che si era peraltro già visto nei suoi calendari. Questa è la Roma del 2000-2001. Adesso vi faccio vedere ovviamente anche il Parma, anche se è chiaro che quella partita lì i protagonisti erano i giallorossi. Questo era il 17 giugno del 2001. Certo, Roma-Parma si gioca oggi con altri giocatori, con altre ambizioni e ovviamente con altre squadre, però quel Roma-Parma del 17 giugno 2001 è un ricordo indelebile per i tifosi della Roma, e ogni volta che c'è Roma-Parma da allora il ricordo va sempre lì. Noi ci vediamo la settimana prossima per un'altra partita, per analizzare un'altra partita del passato che si giocherà nel prossimo fine settimana. Vedremo quale sarà e per il momento io vi saluto. Avanti tutta.